suo conterraneo nel 49, Don Sturzo, diceva: sono unitario ma federalista impenitente. Grazie. La stretta di mano, lo sguardo d'intesa, la pacca sulla spalla, seduti fianco a fianco in prima fila al Teatro Comunale di Belluno. E quella richiesta di autonomia che emerge inevitabile davanti al capo dello Stato. Sergio Mattarella visita la montagna e lo fa accompagnato in ogni passo dal governatore del Veneto Luca Zaia, fin da subito in elicottero a sorvolare Longarone, quel Vajont che ancora grida giustizia, passando per le tante troppe lapidi dei morti di un 9 ottobre indimenticabile, quello del 1963, per arrivare all'ottobre più vicino, la montagna devastata che scorre nelle immagini in teatro. Io sono molto legato a questa provincia, alle sue montagne, che ho frequentato di continuo durante la mia ormai lunga vita. Prima con il Presidente abbiamo sorvolato le valli del Cadore. Dicevo al Presidente: guardi, da queste terre che sono impervie, che sono difficili, sono partiti molti veneti, molti bellunesi, molti cadorini, sono andati in giro per il mondo, ma non a riempire le galere, ma a farci onore, ad essere rispettati. E come aveva promesso, Zaia non si lascia scappare la possibilità di dirlo apertamente, quello che da tempo la montagna e il Veneto chiedono. Ma guardi, questa comunità la si può aiutare velocemente con 2 o 3 operazioni molto semplici. Una che è quella dell'autonomia. E è una partita che noi non consideriamo irrispettosa, è una partita che consideriamo assolutamente rispettosa della legge, lo abbiamo fatto, come lei ben sa, nell'alveo della Costituzione, ma è la volontà di iniziare un percorso nuovo per questo Paese. L'altra partita è assolutamente rappresentata dalle Olimpiadi. Mi perdoni, non è la lista della spesa, ma è la volontà di dire che queste sono delle assolutamente grandi opportunità per noi. La risposta arriva subito a partire dall'autonomia. Ci sono problemi di cui stanno occupando governo e Parlamento e sui quali io quindi non posso esprimermi, ma posso farlo sulle Olimpiadi, Presidente Zaia, che considero Olimpiadi e considero un'occasione di grande importanza, non soltanto per 2 regioni e 2 città protagoniste, ma per l'intera Italia. E gli assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile. Autonomia dribblata, ma secondo Zaia non troppo. Non mi aspettavo nulla di più rispetto all'autonomia, visto e considerato che è una materia dove la minima dichiarazione rischia di essere vissuta come un'ingerenza. Diciamo che ci siamo ed è fondamentale che comunque il Capo dello Stato non abbia mai detto fino ad ora che siamo fuori strada. Ben venga la presa di posizione unica sulle Olimpiadi, perché questo ci dà ancora più forza, visto e considerato che la comunità internazionale sa che c'è una squadra, ma anche con il Capo dello Stato che sostiene a pieno titolo tutta questa partita.